La coalizione certamente salda e unita, è ovvio che poi ogni partito ha le sue caratteristiche, certamente. C'è stata un po' di frizione proprio sui temi etici, dove ci sono state delle differenze all'interno del centrodestra e in realtà anche dello stesso partito di Zaia. Questi temi etici è giusto che siano all'interno della coalizione o è giusto dare a ogni, in quel caso consigliere regionale, diciamo, la libertà di scelta personale? Un tema complicatissimo, l'abbiamo visto anche con il suicidio assistito, battaglia che io in primis personalmente, ma anche con i colleghi tutti di Fratelli d'Italia abbiamo portato avanti con molta determinazione. I diversi partiti all'interno di una coalizione certamente salda e unita, è ovvio che poi ogni partito ha le sue caratteristiche, certamente. I temi etici sono sicuramente, diciamo così, più impegnativi sotto 1000 punti di vista, ma la linea di Fratelli d'Italia su questo è granitica. Noi crediamo fortemente che la vita sia un valore non negoziabile, che il dovere dello Stato sia quello di curare e che la vita sia il primo fra tutti i diritti, anche in ordine cronologico, perché senza la vita banalmente non ci sarebbe il diritto di parola, il diritto di pensiero, il diritto alla cura. E quindi noi su queste battaglie noi le portiamo avanti con coraggio, con convinzione e con forza.